Allora, eccoci rientrati in studio per la seconda parte della nostra puntata di questa sera di TV7 Match. Allora, saluto subito gli ospiti in questo caso politici che abbiamo per discutere delle consultazioni di Mattarella. Inizio dalla mia sinistra, abbiamo l'onorevole Alex Bazzaro. Buonasera Bazzaro. Buonasera, grazie della Lega. Al suo fianco Andrea Castagna. Buonasera Castagna. Buonasera Liberi e uguali. Alessandro Bisato. Buonasera. Segretario regionale del Partito Democratico. Buonasera. Al suo fianco Fabio Maggio di Forza Italia, buonasera, e Simone Borile del Movimento 5 Stelle. Allora, come sempre, prima di entrare nel merito del dibattito politico, anche per la seconda parte abbiamo una ricorrenza storica che vi proponiamo. Vediamo la sigla di Memorandum. Memorandum. Storia e memoria. 5 aprile 1923. Nasce il primo numero del quotidiano Il Popolo, organo del Partito Popolare di Don Luigi Sturzo. Allora, parliamo allora di questa figura, soprattutto di Don Luigi Sturzo, e lo ricordiamo, introduciamo l'argomento con questo filmato dell'Istituto Luce. Vediamo. Don Sturzo compie 80 anni. Un altro decano della politica, Orlando, gli porta gli auguri. Nato in Sicilia, fondatore del Partito Popolare, esule del ventennio, uomo d'azione, scrittore, sociologo, Don Sturzo è tra i protagonisti della nostra storia di ieri e di oggi. In Campidoglio l'Italia e Roma lo onorano. Parla il sindaco alla presenza di Einaudi, De Nicola e Gronchi, di Spataro e di Gonnella, di Monsignor Borgoncini Duca, dell'ambasciatore di Francia e del ministro Schumann. La figura di Sturzo è delineata da De Gasperi. Il trionfo delle idee democratiche dice: Il senso della celebrazione di oggi. Non altro ha voluto, non peraltro ha vissuto Luigi Sturzo. Primo ad applaudire è stato Einaudi. E allora, bene, un breve brano, in questa circostanza, gli 80 anni di Don Luigi Sturzo. Andrea Castagna, inizierei da lei per un commento a una figura che sicuramente è stata anche per certi versi scomoda, no? Scomoda nel senso che quando Don Luigi Sturzo decise di fondare il partito, fonda il Popolo il giornale e poi successivamente il Partito Popolare, ci troviamo in una fase in cui il nostro paese era attraversato da qualche tensione, diciamo così. Nel 1920 c'era stata l'occupazione delle fabbriche, nascono i primi fermenti del fascismo e i cattolici non avevano più nessun riferimento che potesse in qualche misura, finita l'epoca precedente, dare un orientamento da questo punto di vista. E lui ha colto questa esigenza che poi si è dimostrata per la storia di questo paese, per come l'abbiamo vissuta negli successivi decenni, una intuizione giusta, nel senso che i cattolici hanno avuto da questo punto di vista un riferimento politico molto evidente. Poi le trasformazioni ci sono state, il Partito Popolare, la Democrazia Cristiana non erano proprio la stessa cosa, perlomeno nei fondamenti con cui Don Sturzo aveva deciso quella formazione politica. Però è chiaro che i cattolici in questo paese, attraverso appunto il loro partito, hanno testimoniato gran parte della storia di questo paese, su questo non c'è alcun dubbio, nel bene e nel male. Bisato, cosa possiamo dire di Don Luigi Sturzo? È un politico, un prete che fa anche il politico? Sì, che soprattutto pur partendo da sacerdote reclamava la distinzione tra l'essere uomo di chiesa e uomo dello Stato. Quindi da questo punto di vista io ho sempre letto con molta attenzione la sua attività politica, perché la distinzione era chiara ed era importante sia in quel momento storico che in una fase successiva. In battuta mi verrebbe da chiedermi, alla luce magari poi delle discussioni che faremo dopo, cosa ne penserebbe un personaggio come lui delle vicende che stiamo vivendo in quest'ultimo periodo, in questo decennio della vita politica italiana,
sarebbe interessante reintrodurre qualcuno di quegli uomini storici che hanno fatto la prima Repubblica o la parte della storia del secolo scorso, come si incanalerebbero rispetto a un vissuto sociale e politico attuale che è secondo me difficile da leggere, cioè con gli occhi anche di uomini che facevano della responsabilità la loro forza d'ordine, insomma, e che tentavano di dire le cose per poi portarle in campo tutti i giorni. Ma questo è chiaro che è un mio modo di intendere che potrebbe essere totalmente disatteso dagli ospiti che sono seduti di fianco a me. Sentiamo Fabio Maggio che è a fianco a lei. Ma sicuramente Sturzo rappresenta e ha rappresentato una fortissima identità nel panorama politico italiano. I valori e gli ideali che ha proposto per primo sono stati fondamento di un partito che ha guidato il paese per tantissimi anni. Mi viene da dire che oggi l'eredità di Sturzo non è raccolta da nessuno dei partiti, o per poco è raccolta da alcuni partiti e non completamente, eppure ha rappresentato per anni la maggioranza dell'elettorato italiano, quindi se qualcuno avesse il coraggio, la forza di riprendere quegli ideali e quell'identità, forse il panorama politico italiano cambierebbe di molto. Ermanno. Che vuoi sapere? Chi era Don Sturzo? Allora, non si capisce Don Sturzo se non si capisce la necessità della Chiesa di essere rimmessa nella politica italiana. L'unica religione al mondo che aveva e possedeva uno Stato, e il Papa era re, era la Chiesa cattolica. Con la presa di Porta Pia crolla il sistema e naturalmente c'è questa guerra continua tra la struttura cattolica, cristiana, romana, e il nuovo regime, che è naturalmente la nuova unità d'Italia, che è diametralmente dalla parte opposta. C'è un regime liberale che è contrario al precedente e vessa naturalmente la presenza dei cattolici in politica. Lo Sturzo capisce questo e capisce che se non viene riconosciuto lo Stato del Vaticano e non viene rimesso in piedi lo Stato del Vaticano, bisogna comunque essere presenti nella politica italiana, e lo fa. E lo fa dignitosamente, e lo fa in maniera molto positiva. Ed è il primo che incomincia è una parte dal popolo, non parte più dal vertice. Questa è la cosa più importante. E questo ha un significato fondamentale, perché poi sarà quello che ispirerà tutti i movimenti cristiano-cattolici nella politica italiana, ma addirittura nella politica europea. Qual è la cosa fondamentale? Che Don Sturzo ha il coraggio di fare una cosa contro un regime che si andava a formare, che è il regime fascista. E addirittura viene demolito la stamperia dove viene stampato il giornale, ma non solo, ma Mussolini chiede al Vaticano, pena la non firma dei patti lateranensi o del concordato, che Don Sturzo e la politica, la Chiesa si sarebbe tolta da qualsiasi forma di politica dichiarata. E quindi Don Sturzo viene mandato all'estero, viene esiliato dalla stessa Chiesa e va in America. E cosa succede? Succede che in cambio si ricostituisce lo Stato del Vaticano, grazie ai patti lateranensi. Questo dà un inizio molto importante nel riconoscimento dello Stato Vaticano, perché era stato incaricato precedentemente il cardinale Pacelli, che poi diventerà Pio XII, a costruire una situazione, un trattato giuridico che fosse riconosciuto da tutti gli Stati, nonostante il Vaticano non avesse più un territorio e non fosse più uno Stato. E Pacelli fece il giro di tutta Europa chiedendo a ciascuno dei rappresentanti, allora la maggior parte erano imperi e regni, no? Che il Vaticano venisse riconosciuto come Stato, ma naturalmente fu rifiutato da tutti, salvo dalla Serbia,
all'incirca 15 giorni prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, motivo per cui fu perfino incolpato anche di aver sobillato in questo senso. Allora Mussolini dà lo Stato di diritto di essere uno Stato al Vaticano. In quel momento il Vaticano può proporsi come presso gli altri Stati con la stessa dignità e quindi essere a sua volta riconosciuto, e sarà nel 29 e subito dopo nel 33 Hitler firmerà il famoso concordato e quindi accetterà un rapporto diretto tra Stati, quindi quello del Vaticano e quello tedesco, che darà dignità a questo atto. Don Sturzo naturalmente resterà in esilio fino alla fine della guerra e quando tornerà sarà eletto, mi pare, 3 volte senatore e poi infine senatore a vita, perché era una delle persone più significative di quella che è stata la democrazia italiana nel momento in cui l'Italia era veramente in crisi democratica. Ecco, Don Sturzo va ricordato che non fu l'iniziatore della democrazia cristiana, lui si tenne fuori, perché non ravvedeva nella formazione democratico-cristiana i suoi principi per cui si era battuto e quindi si mantenne, diciamo, in uno stato di indipendenza rispetto alla politica democratico-cristiana. Allora, Alex Mazzaro, vogliamo aggiungere qualcos'altro sulla figura di Sturzo? Prima ad esempio Fabio Maggio diceva non ci sono partiti oggi che hanno raccolto... Io credo che nella sua formazione giovanile, quando si rese conto delle modifiche che avvenivano a quella che era la sua terra natia, la Sicilia, rispetto al modificarsi dell'economia dell'isola, e cioè il suo pensiero era relativo al fatto che la grande industria, l'industria pesante che iniziava ad interfacciarsi col suo territorio rischiava di danneggiare quello che era il tessuto socio-economico del luogo dove era nato, e evidenziava spesso nei suoi scritti più giovanili tutte quelle che erano le difficoltà del meridione, in special modo in questo caso della Sicilia, e purtroppo va necessariamente analizzato il fatto che una certa separazione economica, sociale, lavorativa, anche a livello di disoccupazione, oggi è ancora presente a tanti anni di distanza, e nonostante il formarsi degli anni di una democrazia compiuta dal 1946 a oggi, che avrebbe necessariamente dovuto andare a rivedere quello che erano delle differenze importanti. Mi sento di dire una cosa, lungi da me andare a dare etichette di persone politiche o di movimenti politici che possono andare a prendere l'eredità di una persona che comunque ha fatto la storia di questo paese in un momento in cui la democrazia non vi era e ha combattuto quello che è stata una dittatura. C'è da soffermarsi forse su un pensiero relativo a quelli che sono i valori che Don Sturzo, la democrazia cristiana, il Partito Popolare, quando è nato, seppure egli non vi aderì mai scusate, in maniera attiva, aveva in mente per la società, per i cattolici presenti in Italia. E forse la difesa di un certo tipo di idee, della famiglia tradizionale, piuttosto che di un certo modo di concepimento della vita, io credo che siano ancora temi di strettissima attualità, ma che soprattutto oggi i cattolici abbiano forse in parte smesso di occuparsi in maniera attiva della vita politica, nel senso che non vi è più un partito di riferimento, non vi è più un collante politico che possa radunarli tutti, ma che certe tematiche necessariamente vi sono ancora. E lo abbiamo visto sulle battaglie sul gender piuttosto che sulla famiglia tradizionale, con numeri importanti e tanti cittadini coinvolti dall'una e dall'altra parte su opinioni e posizioni legittime e diverse, ma credo che quei valori e quei temi forse oggi andrebbero ripresi, e quel pensiero che magari qualcuno penserebbe di poter far proprio, lo stesso Don Sturzo avrebbe forse qualche cosa da dire rispetto a questi suoi eredi improvvisati. Certo. Simone Burile. È stato detto praticamente tutto, ecco. La cosa che a mio giudizio va anche sottolineata
è il fatto che volle in un qualche modo riconfigurare anche il ruolo della Chiesa. La Chiesa non era solamente una struttura atta in un qualche modo ad proteggere, a creare una forma di una dimensione anche ideologica, sacrale, di quello che è teologica, ma doveva avere anche un ruolo sociale, doveva avere un'attenzione particolare al singolo individuo. E a me è piaciuto molto questo suo spirito anche di coniugare quello che è una passione cristiana, un atto di fede cristiano assolutamente, con quello che doveva essere però anche un'etica comportamentale di attenzione alle problematiche, alle responsabilità dell'individuo. Questo sì, lo pose quasi come fosse un obbligo, in cui bisognava, il buon cristiano doveva in un qualche modo anche agire consapevolmente in modo attivo nei confronti della società, dell'individuo, soprattutto nelle sue relazioni e soprattutto nelle fasce più deboli e fragili. Questo secondo me va ricordato perché gli fa onore. Certo. Allora, ci fermiamo qui per quanto riguarda la parte della ricorrenza, diciamo, di Don Luigi Sturzo. Andiamo in pubblicità, ma torniamo subito e allora inizieremo a commentare quello che è successo questa settimana, sentiremo anche quello che è stato detto dai vari protagonisti. A tra poco.